Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, grande sbornia a sinistra oggi sui giornaloni di riferimento, ovviamente, e nel giornalista organico, diciamo, al campo largo, presuntamente largo, per le fondamentali vittorie alle elezioni comunali del centrosinistra. Intendiamoci, vittorie che sono tali, quindi il centrosinistra segna un punto politico, vince Genova e Ravenna, diciamo 2 vittorie lievemente calate nella storia delle città, no, che insomma che a Genova vinca la sinistra nella storia italiana non è questa notizia clamorosa, fu piuttosto una notizia quando, diciamo, Genova fu strappata, ma certo è un punto oggettivo da segnare a livello di governo dei territori, ma dal governo dei territori alla delirante uscita di Elena Ethel-Schlein, che ha detto seriamente: la destra gioisce per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni, cioè non noi abbiamo vinto il comune di Genova, il comune di Ravenna, noi vinciamo le elezioni, quando l'ultima super media, sì, dei sondaggi, ma di tutte le case dei sondaggi di pochi giorni fa, dice che tra centrodestra e centrosinistra senza Movimento 5 Stelle ci sono 18 punti di differenza. Includendo anche Giuseppi ci sono comunque 6 punti di differenza a favore del centrodestra, che a metà legislatura è oggettivamente un'anomalia, diciamo, a favore del centrodestra. E noi vinciamo le elezioni, capite che è lievemente ridondante rispetto a quello che è accaduto. Repubblica ovviamente oggi pubblica un editoriale di Annalisa Cuzzocrea che inizia dicendo: e poi arrivano le città, no, a far vedere che un'altra politica è possibile, perché c'è questa narrativa che nelle città ci sono le persone, gli elettori civili, ragionanti, e che quindi barrano la scheda a favore di quelli buoni e giusti. Poi purtroppo, quando c'è questa cosa fastidiosa del suffragio universale, per cui si vota anche nelle campagne, nelle città di provincia, nell'Italia profonda, come direbbero loro, facendo una caricatura, lì purtroppo poi votano anche gli zotticoni. Quindi a sinistra, nel PD e nei giornali di riferimento, c'è una sbornia lievemente fuori scala, lievemente fuori scala. Nel centrodestra deve attecchire un sano realismo. Il realismo del fatto che si è appunto a metà legislatura, si è fin qui garantita una ottima gestione, un buon governo rispetto ai tempi precedenti. La notizia di ieri dello sgombero lampo per chi viola la proprietà altrui e ruba le case è un colpo proprio chiaramente di centrodestra, l'abbassamento di tasse sui ceti bassi è un colpo chiaramente di centrodestra. Cosa deve suggerire il realismo però post elezioni comunali? Il fatto che nella seconda metà della legislatura bisogna giocare un secondo tempo all'attacco, no, diciamo. È quello, se volete, che dice Matteo Salvini quando mette sul tavolo parole d'ordine come la pace fiscale, provvedimenti per rispondere alle istanze dei piccoli e medi imprenditori, degli artigiani, delle piccole partite IVA, insomma della constituency elettorale del centrodestra, che si aspetta probabilmente uno scatto in più su alcuni fronti, compresa anche il contrasto all'immigrazione clandestina, per esempio, per cui va benissimo il modello Albania, ma non è sufficiente il modello Albania. Bisogna probabilmente guardare anche di più a quello che stanno facendo le destre mondiali, Trump in primis, e cioè affrontare di petto chiaramente la piaga dell'immigrazione clandestina ancora più di quello che si è fatto. Quindi, diciamo, si ride della sbornia a sinistra perché si è vinto Genova e perché la Cuzzocrea dice: per fortuna quando si vota solo nelle città vinciamo noi. Bisogna però essere realisti, non adagiarsi da quel punto di vista sui sondaggi e sapere che bisogna giocare un secondo tempo all'attacco. Grazie a tutti, vi aspetto